splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza che sostiene tutte le cose. Egli è la parola che nel principio, la parola che ha presso Dio, la parola che era Dio. Oh Gesù, tu sei il pane di vita, sei la fonte che ti seta, solo tu mi sazierai. Oh Gesù, sei il fuoco che consuma, sei la pioggia di primavera, dalle tue mani riceverò. Lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza che sostiene tutte le cose. Egli è la parola che nel principio, la parola che presso Dio, la parola che era Dio. Oh Gesù, tu sei il pane di vita, sei la fonte che riseta, solo tu ci sazierai. Oh Gesù, sei il fuoco che consuma, sei la pioggia di primavera, dalle tue mani riceverò. Lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza che sostiene tutte le cose. Egli è la parola che nel principio, la parola che presso Dio, la parola che era Dio. Ci alziamo in piedi e andiamo a leggere Vangelo secondo Marco 4, 30-32. Diceva ancora: a che paragoneremo il regno di Dio? O con quale parabola lo rappresenteremo? Esso è simile a un granello di senape, il quale, quando lo si è seminato in terra, è il più piccolo di tutti i semi che sono sulla terra. Ma quando è seminato, cresce e diventa più grande di tutti gli ortaggi e fa dei rami tanto grandi che alla sua ombra possono ripararsi gli uccelli del cielo. Molte volte abbiamo parlato di regno e molte volte non l'abbiamo capito. Non so se voi avete studiato, avete visto molti film particolari dove ci sono queste corti così splendide, con il re, la regina, figli, principessine e via discorrendo. Quindi Dio paragona il regno del cielo alla visione che noi abbiamo sulla terra, che noi abbiamo avuto sulla terra. Ovviamente molte volte i re generalmente vivevano prima nei grandi castelli,
che apparivano caverne, che a me mi piacevano proprio. Comunque abitavano in questi grandi castelli, in questi grandi poi palazzi, in queste grandi ville. Piano piano quindi c'è stata l'evoluzione, però sempre abitazioni particolari erano, e sempre fastose, sfarzose, ricche, e possibilmente i poveri morivano di fame, ma loro vivevano benissimo. Ora non è che Dio paragona il suo regno a questi principati, questi regni terreni, perché ci vuole dire che loro vivono in questo regno così sfarzoso e che i poveri vengono messi da parte. No. Ma siccome noi spesso e volentieri dobbiamo vedere e dobbiamo creare dei paragoni dentro di noi per comprendere. Ecco perché il Signore fa queste parabole, racconta questi fatti in parabole, affinché noi potessimo paragonare ciò che Lui dice con le cose che l'uomo vede. Ok? Premesso questo, Gesù ha paragonato il regno del cielo al granello di senape. Cimmè, può essere, perché molte volte l'uomo è abbagliato dalla propria visione. Noi abbiamo o un pensiero personale, o un pensiero indotto dal mondo, o un pensiero che qualcuno ci ha trasmesso. Quindi al momento in cui noi abbiamo queste nostre visioni personali o induttive, che cosa succede nella nostra vita? Immaginiamo determinate cose secondo la nostra visuale. E molte volte ci distacchiamo e siamo molto lontani da quella che è la realtà dei fatti. Ora, il paradosso di Gesù qual è? Paragonare un gigantesco regno che non ha né un inizio né una fine, ma che ha l'universo. Non riesco neanche a immaginare la grandezza, la potenzialità di questo regno, ma io vedendo, sapendo, conoscendo, ecco, per lettura la grandezza dell'universo, io mi immagino nella mia mente questa grandezza infinita, cioè che non ha veramente, non c'è un limite, non c'è un inizio e una fine, cioè non c'è una quadratura, non c'è un'estensione da tot a tot, c'è un regno illimitato. Ora, che è questo che Gesù paragona questo regno illimitato al più piccolo dei semini, al più piccolo che è il granello di senape, è veramente un paradosso ed è inconcepibile, perché tu non puoi capire, tu non puoi vedere una grandissima cosa in una piccola cosa. E questo perché Gesù voleva diseducare l'uomo e ci ha voluto dare un insegnamento nuovo, facendo vedere una cosa gigantesca con una cosa piccola, in una cosa piccola, che noi umanamente non riusciamo a vedere, noi umanamente non riusciamo a pensare. Perché? Noi siamo abituati, il mondo ci ha insegnato, noi stessi ci siamo autoinsegnati, di vedere, di essere abbagliati, abbacinati, anzi, che è più bello come termine, abbacinati dallo splendore che noi vediamo. Perché i nostri occhi generalmente non vengono colpiti dalla bellezza profonda, ma vengono colpiti dalla bellezza visiva. Molte volte noi veniamo abbagliati da tutto ciò che noi vediamo in un modo sfarzoso, in un modo elegante, in un modo bello, in un modo ricco. E quando noi vediamo pietre preziose, quando noi vediamo troni, quando noi vediamo oro, luccichio, quando noi vediamo tutte queste cose, noi
non riusciamo, cioè dal momento in cui la nostra mente è piena di queste cose, non riusciamo a cogliere le piccole cose. E molte volte noi ci distacchiamo dal pensiero di Cristo perché ci conformiamo al pensiero del mondo. Noi vediamo secondo il mondo e non riusciamo a percepire ciò che Gesù veramente ci vuole dire, ci vuole fare capire. Quindi quando Gesù, il Re, che sarà manifesto poi quando verrà, gli sarà dato questo regno, che sarà in maniera visibile, poi vedendolo possibilmente ci renderemo conto. Oggi non riusciamo neanche a immaginare. Però Gesù cosa ha voluto fare? Ha voluto fare una cosa molto semplice. Gesù ci ha insegnato, ci ha detto, ci dice tuttora di non guardare alla sforzosità di questo mondo, di non guardare a tutto questo luccichio, a tutto questo splendore che l'uomo ostenta, a non guardare a tutto quello di cui noi stessi veniamo colpiti, innalzandoli più di quando siano innalzati, ma di guardare le piccole cose. Se il regno di Dio è stato paragonato, Gesù l'ha paragonato al seme, al granel di senape, vuol dire che l'uomo non è abituato ad andare nella profondità. E allora, facendo questo paragone, Gesù ha voluto insegnare ad ognuno di noi la grandezza nella piccolezza. Non è il grande o sfarzoso o ricco ciò che tu sei abituato a vedere, sfarzoso, grande e ricco, ma è grande tutto ciò che produce. Non produce a discapito dei poveri, a discapito di coloro che soffrono, perché il mondo è così, e tutti i regni della terra e tutti i governi della terra sono così, ma fanno mangiare a chi già mangia, a chi ha l'abbondanza, ma al poverello non si guarda mai, a colui che veramente ha bisogno non si guarda mai, anzi sono disinteressati. Non ci interessa né di tasse, né di aumentare tasse, né di diminuire tasse. Con la bocca parlano, però con i fatti non è così. E la vita sta diventando così tosta e così pesante che è impossibile vivere. Ma a chi è ricco questo poco importa, perché non lo capiscono, ok? Non lo vogliono capire. E poi bisogna immergersi veramente nella posizione di chi sta male per capire. Ma se tu non ti immergi nella posizione di chi sta male, non lo capisci. Non capisci colui che sta male a che cosa va incontro. Allora Gesù, sapendo, conoscendo il pensiero umano, ha cercato di sminuire tutta questa sfarzosità e di dare un premio invece, un premio produttivo alle granel di senape. Il granel di senape che è piccolissimo, è il più piccolo dei semi, dice Gesù. È il più piccolo dei semi, quindi è quasi invisibile questo seme, perché ogni seme è piccolo. Quindi immaginate il granel di senape, se è il più piccolo dei semi, vuol dire che è invisibile proprio. Quindi immaginate che Dio dà valore al granel di senape, a questo piccolo seme, che se tu umanamente lo guardi non gli dai valore, non gli dai importanza, neanche lo calcoli, neanche lo vorresti anche seminare. Ci vabbè, che va a fare sto coso? Che va a fare sto... non può fare niente. Però quando tu entri nel pensiero di Cristo e vedi le cose secondo la logica di Cristo, tu dai valore alle piccole cose e incominci a guardare diversamente le cose spropositate. Perché l'uomo ama circondarsi da queste cose spropositate, perché l'uomo vuole essere superiore a tutti
gli altri uomini, vuole superare ogni uomo e vuole emergere sempre. Ed è sempre l'antica lotta dell'uomo per emergere, per avere un posto di grande privilegio. Ma che cosa se ne fa? Cioè, io vorrei avere un lavoro in primo piano, ma per aiutare, veramente, non con la bocca ma con i fatti. Quindi se tu parti da questo presupposto, Dio è con te, che tu sii benedetto veramente in eterno. Ma se tu parti dal presupposto di emergere per l'egoismo, l'egocentrismo e l'orgoglio, la vanità umana, già stai partendo male. E allora Gesù ti sta ridimensionando dicendoti: guarda il piccolo seme, il granello di senape, a questo granellino di senape che è il più piccolo fra i semi, eppure diventa un grande albero da dare ristoro. Ecco, cioè noi dobbiamo preoccuparci non di essere piccoli, e quindi magari siamo piccoli, non possiamo fare grandi cose, siamo nascosti, invisibili e non possiamo fare grandi cose, non siamo come quei grandi alberi maestosi, quindi non possiamo dare frutti in abbondanza, siamo così deboli che il vento possibilmente ci butterà a terra. Noi andiamo avanti con questa autocritica, autosvalutazione, ci svalutiamo. Cioè Gesù ci porta avanti, Gesù ci incoraggia e ci dice, ci ha detto tante volte: tu vali, tu sei di valore, tu sei prezioso ai miei occhi, io ti do questo, ti do quello, ti do quello. Noi invece che facciamo? Ma come faccio? Ma come dico? Ma io così? Ma io così? Perché siamo abituati a guardare con i nostri occhi umani. Il Signore oggi ci dice no. Non ingigantire le cose davanti a te. Non ingigantirle più di quanto sono giganti. Guarda, abituati a guardare le piccole cose. Abituati ad immergerti nella mia visione. Perché se io sto paragonando il mio regno, che è illimitato, che è universale, a un piccolo seme, vuol dire che tu finora non hai capito niente. Perché? Perché anche spiritualmente noi siamo abituati a vedere gli altri, vedere le grandi chiese, le chiese troppo piene di uomini che poi non so se sono veramente veri cristiani o meno, questo non lo so, il Signore lo sa, a vedere il giro di moneta, di soldi che circola, a vedere possibilmente la notorietà di un personaggio, e tutti corriamo a queste cose perché siamo ammirati e infusi di miraggi. I miraggi lo sapete che sono però, eh? Quando noi vediamo, si dice che nel deserto molte volte c'è questo pericolo di vedere cose che non ci sono, questo è il miraggio, giusto? Quindi noi siamo abituati a volere perseguire, volere inseguire miraggi. Allora noi io non parlo a voi, ma io parlo all'uomo in generale. Noi dobbiamo cercare le cose nelle piccole cose, perché nelle piccole cose il regno, cioè il Signore potrà far fiorire un grande regno. Perché se il regno del cielo è paragonato al piccolo seme, vuol dire che dalle piccole cose possono nascere cose gigantesche. Ma se io mi faccio abbagliare, stavolta abbagliare, mi faccio abbagliare dal miraggio di queste grandi cose, io sono in una condizione di perseguire soltanto un ideale favolistico e non sono concreta, non sono concreto, perché il concreto è colui che guarda la parola e in base alla parola
agisce, lavora e produce nel nome di Gesù. Questo è il piccolo granello di senape che fa. Questo fa il piccolo granello di senape. Noi siamo abituati a vedere questi grandi uomini pieni di soldi, uomini pieni di tutto un entourage di seguito così sfarzoso. Siamo abituati e cadiamo dalla padella alla brace, perché distogliamo lo sguardo da Cristo. Cristo è nato in una stalla per dimostrare che Lui si è fatto piccolo veramente. Ma essendo piccolo, essendo invisibile, non era quindi visto da nessuno. Ma Lui è stato potente in opere e potente in parola. E Lui ha vinto la morte, ha vinto Satana e ha vinto veramente la schiavitù che noi avevamo. Ci ha liberati, ha spezzato le catene. Morendo su quella croce, versando il suo sangue innocente, ci ha dato libertà, ci ha dato rinnovamento, rigenerazione, ci ha dato verità, ci ha dato vita nuova. Ma Gesù era piccolo. Gesù era il regno. Sulla terra Lui era il regno, perché Lui rappresentava il regno e con Lui c'era tutta la corte celeste. Non era solo. È stato solo nel momento in cui era in croce, perché siccome Lui si è addossato tutti i nostri peccati, il Padre non poteva stare vicino a Lui che era peccatore in quel momento, non di azioni, ma a causa della nostra vita, a causa dei nostri peccati. Quindi quando noi guardiamo alle grandi cose e non curiamo le piccole cose, noi stiamo sbagliando, perché noi stiamo tralasciando Gesù per seguire ciò che il mondo ci sta insegnando. Il mondo insegna a perseguire queste grandi cose, a perseguire i miraggi. Ok? Ci siamo fino a qua? Dicevo, Gesù è venuto in una stalla. Perché non è stato accettato dagli ebrei? Perché gli ebrei, come tutti noi del mondo, avrebbero voluto vedere, oppure pensavano di vedere Gesù maestoso che scendeva sulla terra in pompa magna e su un trono dorato. Loro questo aspettavano. Ma siccome Gesù è venuto in silenzio, e ha lavorato, è stato sottomesso 30 anni e ha lavorato con suo papà e poi ha iniziato i 3 anni e mezzo di grande evangelizzazione. Ma prima si conosceva come il figlio del falegname. Quindi anche se vedevano la specialità, perché la specialità sicuramente si vedeva, non poteva non notarsi la specialità di Gesù, però lo vedevano come il figlio del falegname. Quindi che significa? Molte volte noi vediamo l'uomo alto, ricco, pieno di doni, pieno di questo seguito, e non riusciamo a vedere ciò che Dio ha fatto in piccoli uomini o che vuole fare in piccoli uomini. O continuiamo a vedere sempre la piccolezza in ciò che Dio invece, in chi veramente Dio promuove e porta avanti. Quindi c'è di farci veramente, di farci 4 conti, come dice sempre il nostro pastore. Cioè io devo capire da che parte stare. Se sono dalla parte di Gesù, io devo fare come Gesù mi dice. Io non capisco la parola, vado dallo Spirito Santo e gli dico: Spirito Santo, spiegami questa cosa perché non la capisco. Fammi entrare nella profondità, non la capisco. Fammi capire perché io voglio agire come Gesù.
Perché io voglio coltivare quelle piccole cose che sono dentro di me, e quelle piccole cose che sono dentro di me, io voglio permettere che diventino dentro di me degli alberi giganteschi, perché io voglio portare frutto in abbondanza. Questo è lo stile di vita del vero cristiano. Non è quello che si fa abbaiare o abbacinare o guardare il miraggio nella fantasia. Il vero cristiano è colui che invece investiga veramente le scritture e cerca di approfondire le scritture con la logica di Cristo. Perché molte volte le scritture vengono anche travisate e vengono anche spiegate, interpretate secondo una logica umana, intellettuale, aulica, però sempre umana e terra è. Perché Gesù cosa ci dice? Chi conosce le cose del cielo? Chi scende dal cielo? Chi viene dal cielo? Quindi se Gesù è venuto sulla terra e mi insegna le cose del cielo, io devo seguire Cristo e devo cogliere ogni parola, coglierla veramente e metterla nel mio cuore e permettere che questa parola venga assorbita dal mio cuore. Perché io devo fare come Gesù mi dice. Quindi non facciamo l'errore degli ebrei, come gli ebrei, che io spero al più presto possibile che ci sia un grande risveglio, un grande rinnovamento, già c'è, ma che ci sia in una maniera proprio enorme, gloriosa, universale proprio. Ma anticamente gli ebrei hanno sbagliato perché non hanno accettato Gesù. E questo, purtroppo, questo modo loro di fare li ha condannati. Non è stato Dio a condannarli, ma loro stessi. È la stessa cosa quando io sono incredula per la parola che il Signore mi annuncia. Io sono incredula e per quell'incredulità io non ottengo quello che il Signore mi vuole dare. Ma se io invece io faccio comunione vera con lo Spirito Santo e colgo quella parola come parola che in quel momento il Signore mi sta dicendo, io produrrò grandi cose, diventerò un albero maestoso, darò riparo con i miei rami a tutti coloro che hanno bisogno, che sono attorno a me, e ho la produttività dentro di me e produrrò sempre per gli altri. Perché in Gesù c'è l'eternità. Le cose non iniziano e finiscono. Iniziano ma non finiscono. È una continua una continua acqua che scende sopra di te per rinnovarti, per rigenerarti, per riempirti, per fortificarti, per darti la forza, per farti andare avanti e per farti dare. Quindi togliamoci questa abitudine di vedere alla maniera del mondo. Noi dobbiamo vedere secondo Cristo, perché Cristo si identifica con le piccole cose. Lui è nato povero, ma ha fatto cose da potente, riccone. Lui è stato potente ed è potente in parole ed opere. Quindi noi dobbiamo imitare Lui. Dobbiamo avere la visione di Gesù e dobbiamo guardare le cose con gli occhi di Gesù. Molti purtroppo, mi dispiace dirlo, non seguono Cristo, seguono la propria fama, seguono la propria vanità, perché pensano che seguendo determinate sfaccettature della vita pensano di poter emergere. Ma ricordiamoci che Dio promuove i Suoi. Va avanti colui o colei che il Signore promuove, che porta avanti, che benedice. Quindi tu non ti fermare
alle bellezze del reame, a ciò che vedi nella tua bella Italia, nel tuo bel paese di origine dove abiti. Non ti fermare. Ammira, apprezza, fotografa, fai video, per carità, ma guarda le cose piccole, perché dalle piccole cose, cerca di non distogliere però lo sguardo dalle piccole cose, perché il Signore all'improvviso può fare sorgere potenti dalle piccole cose. Davide era piccolo, Saul era potente e imponente come uomo, era orgoglioso, era bello, alto, ma Davide era piccolo e giovane. Saul è stato scelto perché il popolo l'ha voluto. Va bene, dice, vediamo dove arrivate, vediamo, vi do questo re, vediamo. Alla fine Saul, nella sua grandezza, nella sua vanità, nel suo orgoglio, nella propria vanagloria, è caduto. È caduto perché ha fatto cose che non doveva fare e non si è pentito. Pensava, l'abbiamo studiato, l'abbiamo detto, il pastore tante volte ce l'ha detto, nella sua vanità non ha capito l'errore grande che ha fatto davanti a Dio. Ha fatto qualcosa che non gli era stato concesso di fare, che era una cosa che doveva fare soltanto Samuele, e che invece, il profeta Samuele, e che invece l'ha fatta lui. Ma Dio lo ha rigettato. Però nel regno ha regnato per 40 anni, non è che è morto subito. E non è che ha detto, senti, io ti tolgo ora, vattene via perché io metto a Davide. Davide ha dovuto aspettare tanto tempo, ha dovuto aspettare anche la morte di Saul. E Davide è stato ubbidiente. Quindi significa che Dio, noi dobbiamo lasciare fare a Dio nella nostra vita. Dobbiamo permettere che Dio regni, governi dentro di noi. Dobbiamo permettere che Lui ci guidi. Dobbiamo permettere di fare le cose nel momento in cui Lui vuole che noi lo facciamo. Non possiamo fare le cose al posto di un altro. O non possiamo fare le cose che vogliamo noi, non le cose che ha dettato Dio. Noi dobbiamo comportarci come Dio vuole. Dobbiamo essere alla maniera di Davide, perché Davide ha aspettato, è stato sottomesso, è stato ubbidiente, ha ubbidito all'autorità divina, ha aspettato, anche ha rispettato Saul. Ma il re promesso era Davide. Il vero re promesso era Davide secondo il cuore di Dio. Ma che fa? Davide non ha peccato, ha voglia, ha peccato e via discorrendo, ma lui era sempre pronto a ravvedersi. Non si è inorgoglito. Lui era pronto a ravvedersi, era un uomo. Ma noi dobbiamo abituarci a distaccare lo sguardo da ciò che Dio non vuole. Dobbiamo apprezzare, ammirare tutto ciò che c'è nel mondo, per carità, perché sono belle cose, ma non dobbiamo mai perdere di vista il pensiero di Cristo, il pensiero che si esprime nelle piccole cose. Ora, se tu prendi questo semino, che è un piccolo semino oggi, è un semino di senape, lo prendi e lo tieni nel tuo cuore, lo trattieni nel tuo cuore, e permetti che lo Spirito Santo faccia crescere questo semino, dentro di te ci sarà una grande preziosità. E questa preziosità tu la darai a coloro che hanno veramente bisogno. Quindi prendi questo seme, trattienilo nel tuo cuore. Ora permetti e dà la possibilità allo Spirito Santo di far crescere questo seme. Ma come farlo crescere? Credendoci e lasciando che lo Spirito Santo ti guida, ti suggerisce, ti porta avanti.
Non sono i castelli che fanno un regno, non sono le ricchezze che fanno un uomo, ma sono le opere, sono le buone parole che escono dalla bocca. Quindi quando tu assomigli a Gesù, perché Gesù non ha fatto solo parole, ha detto e ha fatto. Quando tu parli in un modo e agisci nello stesso modo, stai sicuro che tu sarai un gigante e tu domani potrai dare il 100%, sia per te, per la tua famiglia, che per il resto che ti circonda. Amen. Vogliamo adesso veramente pregare con tutto il nostro cuore. Lucia. Sì, Signore Gesù, questa sera, unanimi e concordi, vogliamo veramente ricercare quelle piccole cose a cui Tu hai dato attenzione, Signore. Vogliamo ricercarle dentro di noi, Signore, affinché ce ne prendiamo cura, Signore. Aiutaci, Signore, a far sì che ogni piccola parola che Tu detti nel nostro cuore, Signore, noi possiamo crederci fermamente, metterci veramente l'essere di volere raggiungere gli obiettivi che Tu hai prefissato per noi, Signore. Fa veramente, Signore, che ognuno di noi possa lasciarsi guidare dall'azione dello Spirito Santo, perché Lui è la nostra guida, Lui è il nostro Maestro per eccellenza. Non vogliamo essere abbagliati, Signore, dal mondo, Signore, dalla concupiscenza dei nostri occhi, Signore, ma vogliamo veramente, Signore, essere umili, essere mansueti, essere veramente come sei Tu, Signore Gesù, perché Tu, Signore, sin dall'inizio sei venuto nella nostra vita, nel nostro cuore, hai fatto pulizia dentro di noi. Il nostro cuore era quella stalla dove Tu sei nato, Signore, e l'hai reso veramente un tempio, il tempio dello Spirito Santo. E noi vogliamo, Signore, questa sera far sì che possiamo essere quel tempio maestoso che Tu, Signore, hai progettato dentro di noi, ma che ancora noi non vediamo, perché siamo veramente piccoli, Signore. Siamo ciechi, Signore, ma Ti chiediamo, Signore, di far togliere ogni scaglia dai nostri occhi affinché noi possiamo avere la Tua visione, che possiamo vedere con i Tuoi occhi, Signore, con la Tua prospettiva, Signore, ma soprattutto, Signore, vogliamo compiere la Tua volontà in tutto e per tutto. A Te sia l'onore, a Te sia la gloria sempre. Amen. Vogliamo dire grazie con tutto il cuore a colui che ci ha chiamati, a colui che ci vuole dare le preziosità vere, quelle che sono eterne. Vogliamo dirgli grazie con tutto il cuore. Grazie Gesù. Ero perduto, ma Tu mi hai lavato, Tu mi hai sanato. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre, e pensare sempre che Tu vivi in me. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre, e pensare sempre che Tu vivi in me. Ero nel buio, vengo dal cieco, ma Tu mi hai guarito, Tu mi hai redento. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre, e pensare sempre che Tu vivi in me. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre, e pensare sempre che Tu vivi in me. Mi sei rivelato, mi hai scelto e chiamato, mi hai detto ora vieni perché ti sto a cuore. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre, e pensare sempre che Tu vivi in me. Voglio dirti grazie, voglio amarti sempre, e pensare sempre che Tu vivi in me. Voglio dirti grazie.